Benvenuti, oggi è domenica 4 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:16. La luna si leva alle 21:08 e cala alle 5:28. Oggi è il giorno di San Quirino. Il nome Quirino deriva dal latino Quirinus, soprannome di Romolo, e significa armato di lancia. Il suo numero fortunato è il 9, il colore è il rosso, la pietra è il rubino e il metallo il ferro. Oggi tutte noi vogliamo uno smalto perfetto in un batter d'occhio, quindi ecco un consiglio per le vostre unghie. Prendete un batuffolo di cotone, inzuppatelo nell'aceto bianco e passatelo sulle unghie. Si diceva che questo trucco magico avrebbe fatto aderire lo smalto meglio che mai, ma forse c'è un modo più semplice e rapido per ottenere delle unghie perfette. Potreste semplicemente optare per uno smalto di qualità superiore. Le vostre unghie vi ringrazieranno. Compie oggi 51 anni Pier Francesco Di Liberto, più conosciuto come Piff, attore e regista palermitano. Sono state le Iene a lanciarlo nel mondo della televisione e a trovargli questo nomignolo. Quindi, seguendo le orme del padre, Pier Francesco ha diretto 3 film, esordendo nel 2013 con La mafia uccide solo d'estate. Festeggia 48 anni Angelina Jolie, anche lei attrice e regista. Considerata una delle donne più belle del mondo e da ragazza ha tentato la fortuna pure in Italia, ma dopo un provino per un film le è stata preferita Alessia Merz. Regina del gossip per la sua lunga relazione con Brad Pitt, sposato nel 2014, è nota inoltre per il suo impegno come ambasciatrice dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, attività che l'ha portata anche a Lampedusa. Buon compleanno infine a Lorenzo Insigne, 32enne calciatore del Napoli e della nazionale italiana, che oggi gioca in Canada. Lo ricordiamo protagonista della vittoria azzurra agli europei. Un uomo in jeans con un berretto rosso in tasca di spalle davanti alla bandiera americana. Vi dice qualcosa? Bene, questa iconica immagine rappresenta la copertina dell'album Born in the USA di Bruce Springsteen, pubblicato il 4 giugno del 1984. L'album ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Secondo lo studio di un professore di psicologia dell'Università di San Diego, sapere in anticipo come finisce un libro può rendere la lettura più piacevole. Insomma, lo spoiler non rovina nulla. Ma voi ci credete? Siete pronti per scoprire cosa vi riservano gli astri? Beh, allora scoprite l'oroscopo di Marco Amato. Buona domenica ai 12, oggi luna in Sagittario, splendida anche per chi vuole partire e andare, allegra e briosa. Ariete, forza, oggi i segni di fuoco sono privilegiati, la luna è dalla vostra e Marte vi augura una domenica piena d'azione, di danza, di ballo, di tutto quello che può riguardare il divertimento tribale che voi amate cercare nelle cose. Toro, la giornata oggi privilegia molto i segni di fuoco, il vostro Giove è un po' in difficoltà, il vostro ospite maggiore con Venere e Plutone. Oggi cercate di non dirne troppe e soprattutto se dovete inviare delle mail o scrivere qualcosa siate accurati nella documentazione. Gemelli, la giornata di oggi vede la luna contro, un po' di stress, un po' di calo, del resto i movimenti della luna sono stati importantissimi in questi giorni, oggi culminano in una delle sue fasi più importanti. Oggi è il caso di avere cura di se stessi. Cancro, la giornata di oggi prevede un dolce sentimento che viene vissuto come un sogno. Nettuno al trigono di Venere vi stanno facendo letteralmente perdere la testa. Leone, una giornata oggi molto proficua e interessante, una bellissima domenica, proprio il vostro Marte fa punto di talete sull'opposizione Luna-Sole. Oggi siete la soluzione attiva, oggi qualunque cosa direte verrà presa alla lettera. Vergine, la giornata di oggi prevede la luna in quadratura, un po' di calo d'umore, quella latente nostalgia che va accompagnato tutta la settimana, oggi sembra focalizzarsi su un qualcosa che sembrate avere perso. Ragionateci un po' su, in fondo si può sempre recuperare qualcosa se è veramente importante. Bilancia, giornata molto interessante che porta un brio, un allegrandante proprio perché la socialità, gli amici e le persone care vi telefoneranno, vi inviteranno e vi coinvolgeranno
coinvolgeranno. Forza! Scorpione, avete avuto uno splendido weekend che continua anche oggi, ma in maniera un po' più intima e appassionata. Vivetelo tutto e con tutto il vostro sentimento. Sagittario, luna splendida oggi per voi che si dinamizza con un Marte pieno di energia, divertimento, forza e azione. È il vostro momento. Forza Sagittario, vi serviva questa sferzata di energia. Capricorno, una luna in 12ª casa, una luna molto potente. Qualche pensiero forse vi deconcentra? Guardate che gli altri se ne accorgono. Se qualcuno ha colpito il vostro cuore, prendetene atto. Non è mica un peccato essere permeabili ai sentimenti. Acquario, una giornata veramente piena di emozioni, ma anche di grandi soddisfazioni. E voi Acquario siete originali per i tipi di lavoro che fate, quindi anche una domenica potrebbe essere una domenica lavorativa o piena comunque di consenso professionale. Amore a tutto spiano. Pesci, la quadratura della luna oggi vi rende un po' morali. Avete condotto comunque una settimana relativamente abbastanza serena e di successo, con tante emozioni ma anche con grandi centrature. Oggi però è il caso di non essere troppo estensivi, forse defilarvi per un po' nei vostri umori reconditi sarà la decisione migliore. Una mela incompleta che campeggia oggi sulle scrivanie di tutto il mondo. È la storia di due amici visionari, Steve Jobs e Steve Wozniak, che nel loro modesto garage californiano hanno dato vita a un PC che non solo conquisterà i professionisti, ma anche le famiglie di tutto il pianeta. Da quel 4 giugno del 1977 il mondo della tecnologia non sarà più lo stesso. Oggi vi sveliamo un famoso modo di dire. A bird in the hand is worth two in the bush. Tradotto in italiano come un uccello in mano vale due nel cespuglio. Bene, questo detto ci insegna che è meglio tenere stretto ciò che abbiamo, anziché rischiare per qualcosa di incerto. Un modo di dire simile lo abbiamo anche in italiano. Meglio un uovo oggi che una gallina domani. E non dimentichiamoci del nostro dialetto. Cucancia vecchia a panova, sapi chi do calassa, ma non sapi chi do cacciova. Ecco cosa ci riserva la programmazione di oggi. Oggi scopriamo Giorgio III di Hannover, il re di Gran Bretagna e Irlanda che ha scritto la storia. Giovanissimo e ambizioso, salì al trono e si unì in matrimonio con Sofia Carlotta di Mecklenburgo-Strelitz, dando vita a una vera e propria dinastia con ben 15 figli. Ma come in ogni grande racconto si nasconde un'ombra minacciosa. La follia si impossessò di Giorgio III e si sospetta che sia stato avvelenato da arsenico. Ebbene sì, le stesse medicine che lo avrebbero dovuto guarire. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. E così si conclude la puntata di oggi. Arrivederci a domani, un bacio dalla vostra Naomi.